Per il TG Pota, insomma, a Boer, all'associazione Arte al Ponte, dove si inaugura la mostra di Elisabetta Rossi. E che con noi Laura Bellini, che è la presidente dell'associazione Arte al Ponte, che la organizza la mostra e che la organizza anche altre robe di arte e di cultura. È la prima manifestazione di agosto e dopo seguirà delle altre. Allora Laura Bellini, dire un po' che cosa ti ha fatto con questa associazione. L'associazione si chiama Arte al Ponte ed è appunto in Boario Terme e si occupa di arte sotto tanti profili, per cui corsi per ragazzi, per adulti, di disegno e pittura chiaramente, mostre come queste che appunto abbiamo organizzato, incontri in cui si parlerà di arte sotto tanti aspetti e basta. E che con Water, che è l'assessore alla cultura del comune di Darfo Boario Terme, una volta si chiamava Casi de Boer, no? Giacomo Franzoni, e il comune è il che ha patrocinato l'iniziativa di Arte al Ponte. A lui domandò alcuni indirizzi sulla politica culturale del comune e perché ha dato il patrocinio a queste iniziative. Sì, questa è la prima collaborazione con l'associazione neonata Arte al Ponte. Somiata buon dialetto. È la prima collaborazione con l'associazione Arte al Ponte della signora Bellini e nella speranza che sia solo l'inizio di una collaborazione più ampia anche in futuro. L'intervento del comune in questa mostra è solo una piccolissima parte, però rimane significativa perché quando le associazioni all'interno del nostro territorio portano la qualità in Val Camonica e coinvolgono personaggi come Elisabetta Rossi che in qualche modo hanno riguardato l'ambito camuno, è sempre sicuramente un piacere e questa è una cosa che va sostenuta. Dopo mi col dialetto mi ha bravo, però pota. Grazie all'assessore e ricordiamo che Elisabetta Rossi è nata a Roat nel 1908 ed è morta nel 2009 a più di 100 anni. E suo parenti in Val Camonica e via anche a pitturare in Val Camonica e per questo anche che la mostra è arrivata che da Roat e da Brescia. E paesaggi, nature morte, no? Ritratti di famiglia, quindi una pittura che del suo sangue, la tradizione bresciana era la scolara, allieva del grande pittore della prima metà del Novecento, Gerolamo Calca de Roat. È stata un po' scondita per tutta la sua vita e è stata un po' portata alla luce per merito del suo neut Sandro Rossi che ha prestato quasi tutti i quadri alla mostra. A Roat la guia ha seguito la scuola di Gerolamo Calca, che era un professore della scuola Ricchino, mi pare, no? E la ha seguito le sue orme. Il professor Calca era un seguace del grande pittore Tallone di Brera di Milano. E la Mesia, la Elisabetta Rossi, ha seguito le orme del suo maestro nelle varie direttrici della pittura e il modo di pitturare. Ha preferito essere una brava colorista, l'ha doprata la spatola, l'ha fatto ritratti, paesaggi, nature morte e fiori. E poi anche una qualche, come si chiama, le piccine miniature. Intende guerra è nata a Milano, dopo l'è venuta a Roata, ma per stare a vedere i suoi genitori che diventava anche loro. E se come è diventata anche lei, tanto è vero che è morta a 100 anni e 6 mesi.